Diamo il benvenuto al nostro ospite odierno, Matteo Ribon, direttore della CNA Veneto, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Direttore, benvenuto. Abbiamo avuto modo di ascoltare in questa trasmissione il vostro presidente regionale Moreno De Col, che insomma ci ha già illustrato un po' il mondo dell'impresa artigiana e in particolare quella rappresentata dalla CNA. Voi avete deciso recentemente di raccontarla in un podcast che avete titolato Ritorno al futuro. Perché? Abbiamo deciso di raccontare le storie di 10 artigiani, cercando di raccontare anche le operazioni che hanno contribuito al cambio della vita delle persone e soprattutto raccontare anche una dinamica di passaggio generazionale o di approccio nuovo all'impresa. Questo per dare un'immagine diversa dell'artigianato e soprattutto far capire anche alle nuove generazioni che l'artigianato è ancora un campo su cui investire e provare a fare impresa. E tutto questo lo abbiamo fatto con dei linguaggi, con degli strumenti nuovi che possono essere più vicini anche alle nuove generazioni. Un modo quindi anche per attirare, per far capire ai giovani cosa può rappresentare il vostro mondo in termini di occupazione. Sì, in senso positivo, perché dietro alle difficoltà che riguardano il mondo economico e complessivamente anche il contesto in cui viviamo, esiste la possibilità di realizzarsi, di trovare soddisfazione nel mondo della piccola impresa, ancora nel Veneto, e soprattutto riuscire anche ad esprimere delle capacità professionali che sono sconosciute a molti ragazzi e che invece possono essere un'opportunità anche di sviluppo e di crescita personale. Ecco, ha parlato di contesto economico. Questi prossimi mesi saranno abbastanza decisivi per capire che aria tira, non solo nel mondo dell'artigianato naturalmente, e specialmente alla luce dell'entrata in vigore dei dazi americani. Qual è la sensazione che vi state facendo da qui a fine anno, avendo anche sentito le vostre imprese, immagino? Beh, innanzitutto è una situazione di incertezza che viene un po' da alcuni mesi, perché rispetto alla capacità, alla possibilità di programmare delle singole imprese, noi abbiamo comunque un contesto internazionale che incide in maniera pesante e incide in maniera pesante anche dal punto di vista delle possibilità di sviluppo del mercato e delle attività che hanno le singole imprese. E i dazi sono una minaccia dal punto di vista economico perché vanno a cadere lungo la filiera e noi abbiamo tantissime imprese che lavorano in filiera, soprattutto nel mondo manifatturiero. Non ci sono ancora dei segnali evidenti dell'effetto che sta producendo questa misura nei confronti del nostro tessuto, perché adesso è appena iniziata la ripresa post periodo di sosta estiva, ma le indicazioni che abbiamo è che alcuni comparti cominciano a soffrire di più e soprattutto hanno una difficoltà di programmazione a medio-lungo termine. Perché anche le vostre imprese associate hanno quote di export abbastanza significative, anche se sono piccole. Ce le hanno in termini diretti, ma anche in termini indiretti, quindi tante volte non possono controllare e operare per diversificare i mercati in maniera autonoma, ma sono condizionate dalle scelte fatte dalle teste delle filiere, che molto spesso non sono neanche italiane, ma sono estere e quindi hanno una difficoltà in più anche per il riposizionamento all'interno del contesto di mercato. Ecco, usciamo dal mondo CNA e parliamo un po' del mondo dell'artigianato. In questi ultimi 4 anni in Veneto si sono perse complessivamente 4.400 imprese, oltre la metà, tra l'altro, delle quali legate al mondo produttivo. Non è sicuramente una buona notizia, anche se sembrano tenere un po' quelle legate ai servizi e alla persona. Ecco, nel vostro caso è una penalizzazione? Avete più questo tipo di imprese o invece più imprese produttive e quindi state anche voi soffrendo di questo? La fotografia della nostra rappresentanza è comunque a 360 gradi, quindi abbiamo imprese di tutti i settori rappresentate all'interno del nostro contesto. Quello che noi possiamo dire è che la fotografia è sicuramente complicata e deve essere messa l'attenzione anche in termini numerici per far capire quanto si sia ridotto l'artigianato negli ultimi 10 anni, ma è una fotografia che andrebbe poi approfondita perché è anche legata al fatto che la legge dell'artigianato rappresenta il comparto delle imprese in maniera molto diversa di quella che è adesso la realtà. Ci sono imprese che hanno cambiato forma societaria e quindi non sono più considerate artigiane, altre che si sono trasformate e altre invece che hanno veramente chiuso. Quindi bisognerebbe approfondire di più questo dato per far capire che in realtà
anche cambiando gli ambiti normativi, si potrebbe avere una fotografia più completa di quello che è l'impresa artigiana oggi, che in alcuni versi è anche cresciuta in termini dimensionali, quindi si è trasformata in alcuni casi in piccola industria o comunque un'impresa che rimane artigiana ma opera in una dinamica dimensionale diversa. Abbiamo un solo minuto e le vorrei chiedere di un importante appuntamento che voi avete fra pochi giorni, il 26 settembre alle ore 18 al Terminal 103 Marittima di Venezia, è la vostra assemblea. Si intitola Radici nell'acqua, il Veneto che guarda il futuro. Ce la spiega in pochi secondi. È un momento importante di rappresentanza con le istituzioni, ci saranno degli ospiti rilevanti sia in ambito territoriale che in ambito nazionale ed europeo. Da questo punto di vista abbiamo scelto il tema dell'acqua a 360 gradi perché è un elemento che inquadra all'interno del lavoro delle imprese, del contesto territoriale, abbiamo visto quello che sta succedendo dal punto di vista del cambiamento climatico, ma anche dal punto di vista poi anche della governance. Noi riteniamo che sia importante fare un'operazione culturale su questo ambito, andando ad affrontare anche le problematiche e le caratteristiche che riguardano le imprese e il territorio. Tutto questo in vista poi di un appuntamento importante che ci sarà più avanti, delle elezioni regionali, sulle quali porremo tutte le basi del nostro confronto. Ringraziamo allora il nostro ospite Matteo Ribon, direttore CNA Veneto, e diamo la linea alla redazione.